Io faccio un appello a tutti, contano le persone, i loro percorsi e la loro credibilità. Fate questo grande lavoro in questo periodo, anche le persone che non hanno voglia di partecipare, per il comune è importante, perché sennò poi succedono che vanno a governare le persone sbagliate e succedono dei disastri, e Milano l'ha vissuto. Non facciamo che succeda qui. Grazie. Ecco, prima di dare la parola al Presidente Antonio Di Pietro, approfitto della situazione per un paio di comunicazioni di servizio, si dice, no? Allora, il 30 siete tutti invitati a Mira, il 30 sera alle 18:30 a Villa dei Leoni, dove c'è una grossa iniziativa sulla legge sul lavoro, del mercato del lavoro, e ci sarà Maurizio Zipponi, Alessandra Tibaldi, poi altri, Marotta, Francalongo, eccetera. È un momento in cui discutiamo anche di merito, non soltanto appunto del voto, perché c'è tanta gente che è frastornata, ci chiede appunto un'opinione concreta su quello che è successo sulla cosiddetta riforma del lavoro. E poi abbiamo tanta gente a spasso, gli esodati, abbiamo tante persone che sono davvero in difficoltà. Poi vorrei ricordare che a Santa Maria di Sala si conclude la nostra campagna elettorale il 3 maggio, mentre il 4 maggio, la chiusura di tutte le campagne elettorali, saremo a Mirano e a Sazzano con l'onorevole Massimo Donati. Poi gli orari, tutte le cose verranno gestite a livello di coalizioni, in accordo tra coalizioni sugli orari delle piazze e quant'altro. Comunque i candidati e i coordinatori di zona di circolo saranno debitamente informati di questo. Vi ringrazio ancora della presenza, la parola adesso al Presidente d'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Buonasera a tutti, io non vi ruberò molto tempo, ma qualcosa voglio dire. Sono qui innanzitutto per una testimonianza diretta a favore degli esponenti del mio partito che ci mettono la faccia e si presentano alle elezioni per costruire un'alternativa e per presentare un progetto politico. Però vorrei unire alcune riflessioni insieme a voi per quel che è la situazione locale e territoriale, anche perché è la situazione nazionale, perché voglio dire, le politiche nazionali in questo momento stanno incidendo molto anche sulle possibilità di fare politiche e servizi nel territorio da parte dei sindaci, di coloro che amministrano. Ebbene, innanzitutto vorrei partire da una riflessione che mi viene spontanea proprio alla luce di questo parterre che vedete qui. Credo che molti se lo stanno chiedendo, ma l'ha chiesto prima un giornalista, ma voglio dire, tutto sommato si vede che c'è una coalizione, riesce a esserci in tutti i comuni o non ancora? Abbiamo fatto molti passi avanti, molti ne dobbiamo fare ancora con molte responsabilità. Una cosa è certa, e l'ha detto prima la dottoressa Pavanelli, non sono le sigle che fanno la qualità, sono le persone, perché dietro le sigle ci stanno delle persone. E non si può fare di un terreno facile, non lo si poteva fare nemmeno nella Prima Repubblica. È vero, nella Prima Repubblica c'era Ciancimino, c'era Salvo, c'erano di tutte e di più, ma c'era anche Moro, Pio La Torre, Mattarella, gente che si è fatta ammazzare per portare avanti la democrazia, la legalità e la libertà. Anche in questa Repubblica non bisogna fare di un terreno facile. E parlo qui per far comprendere fuori a chi deve pensare come andare a votare, di non lasciarsi travolgere né dal voto dell'antipolitica né dal voto dell'astensionismo, cioè dal non voto. Lo diceva prima ancora sia Stevanato sia Pavanelli, lo dicevano tutti e due, Pavanelli e Stevanato, che è necessario andare a guardare in concreto quali sono le persone e se ci si può fare.
è necessario anche guardare il programma e il progetto. Ora, io credo che la prima cosa da fare è mettere in condizione i cittadini di sapere qual è il programma, qual è la coalizione e qual è il progetto e qual è l'etica. Io credo che a livello nazionale sarebbe un errore gravissimo fare una legge elettorale, e non cito le mie parole, cito malissimo il Partito Democratico, che l'ha ripetuto ancora questa mattina. Sarebbe un errore gravissimo andare al voto senza indicare prima qual è la coalizione che si vuole mettere insieme, perché si corre il rischio per i cittadini di dare un voto e poi questo voto va a realizzare un programma totalmente diverso dal programma che si voleva per cui si andava a fare, e soprattutto che si mettono insieme persone talmente disomogenee che pur se avesse saputo non avrebbe votato così o non sarebbe andato. Quindi è importante questa scelta. Laddove non dovesse essere possibile questa scelta, lasciamo ai cittadini scegliere chi preferire. È qui che sta la differenza tra Santa Maria di Sala e Milano Milano. A Milano Milano è stato possibile, attraverso le primarie, attraverso una scelta di qualità delle candidature a sindaco, attraverso un programma condiviso, da subito costruire questa realtà. E l'Italia dei Valori ribadisce ancora qui, Pavanello ribadisce ancora qui, la necessità, la priorità di rilanciare la forma di base, perché è necessario stare insieme, perché il pericolo in questo momento per la democrazia sono i populismi alla Le Pen francese o i populismi nostrani, perché i populismi, cioè di chi aizza le forme senza indicare una prospettiva, vanno bene fino al giorno delle elezioni, ma dal giorno dopo delle elezioni non vanno più bene. Io ho sentito dire in questi giorni che bisogna ribellarsi, bisogna non pagare le tasse, buttare fuori di casa i finanzieri se vengono a controllare, uscire dall'Europa, stracciare l'euro. Lo puoi fare in una giungla, in una foresta, ma se lo fai vige la regola della giungla, cioè la legge del più forte, perché non c'è niente da fare. Certo che allora bisogna ribellarsi. In questo momento il pericolo per le moderne democrazie è questo ritorno dell'uomo forte e della destra del ventennio. Questo è il pericolo, questo tentativo di xenofobia a tutti i costi, questo tentativo di considerare il lavoratore una cosa usegetta, questo tentativo di favorire le lobby di potere. Io ho contestato il governo Monti proprio per le scelte politiche che ha fatto, non certo per la sua faccia, che lo ritengo una faccia credibile. Quando andiamo all'estero non ci dobbiamo più vergognare come ci dovevamo vergognare prima, quindi ben bene. Ma se poi ma ne contesta la politica, perché nel momento in cui fai pagare al pensionato che fa lo spinzolino sulla casa che tu devi lasciare abbandonata, o al coltivatore diretto che c'ha il fienile, adesso hanno detto che l'hanno tolto, ma siccome sono coltivatore diretto anch'io, sono andato a vedere, hanno tolto l'IVA sui fienili, ma hanno triplicato come si dice, il valore catastale di terreno, per cui non è che ti cambia molto. Se ti escono 100.000 dalla tasca per una ragione piuttosto dell'altra, 100.000 sono usciti dalla tasca, non è che è cambiato il titolo, sempre quello. Se mi aumenta il valore catastale del terreno, mi hai sempre fregato, perché una cosa è il valore catastale di un terreno da speculazione edilizia, l'altra cosa è il valore catastale di un terreno che c'è nel portare del Carducco. C'è una, diciamo così, una scelta prioritaria, che siano i cittadini che responsabilmente lo fanno e noi responsabilmente lo accettiamo. Quindi noi nel chiedere qui a Santa Maria di Sala il voto per Stefano Sindaco non lo chiediamo contro gli altri candidati sindaci,
Lo chiediamo perché crediamo nella qualità di questa squadra e nella qualità del programma, nel rispetto degli altri, ce ne mancherebbe altro, anche perché la gente si è stufata di sentire sempre male degli altri, ma è una forma di autocritica o di programma per se stessi. Certo, ripeto, in una realtà come questa, proprio di questo territorio, dove il territorio, l'ambiente è stato sfruttato e quindi sono nati molti movimenti di opposizione, anche di rinascita civile sotto questo aspetto, è stato spontaneo anche affidarsi a movimenti di protesta e a portare i movimenti di protesta all'interno della competizione elettorale. Per io dico che dobbiamo sfuggire a questa tentazione, perché il politico responsabile è quello che si occupa e preoccupa di governare dal giorno dell'elezione dei successivi 6 anni e non per fare il telefilm da adesso fino al giorno delle elezioni. Vorrei essere ancora più preciso, e lo dico perché di Grillo o dei grillini, perché io credo che la colpa della politica non è dei comici che fanno politici, ma dei politici che fanno i comici. Chi fa delle scelte diverse. Mi ricordo ai cittadini perché in questo momento c'è bisogno di un voto utile e necessario per costruire questa alternativa, anche per preoccuparsi di ricostruire una fiducia verso la politica, non solo di spacciare tutto, perché il giorno dopo non si va da nessuna parte, ma non è contro il movimento o lo spontaneismo dei cittadini, è contro, se oggi come oggi c'è il vero partito di maggioranza, il partito del non voto, dell'astensione. Non è che la colpa è di quelli. Un po', io me la sono presa molto con Monti quando stava in Cina, ha detto, se gli italiani non capiscono quel che facciamo ce ne andiamo. Cioè, ponete un problema di autocritica, non è che forse hai sbagliato il progetto politico, non è che forse hai sbagliato il provvedimento, non è che forse se facevi un provvedimento diverso, invece di comprarlo per centinaia di euro di compartimenti, ci rinunciavi minimamente. Invece di chiedere i soldi agli esodati, li chiedevi agli scudati fiscali l'aiutamento. Se non ti capiscono che sono scervegliati è un po' offensivo. Allora io credo che in questo momento noi dobbiamo chiedere ai cittadini un voto, perché proprio come diceva Paolo prima, attenzione, rinunciare al voto vuol dire affidare il risultato soltanto a quella metà degli elettori che vanno a votare o per partito preso o per necessità o perché è costretto, perché è indotto, perché è complice. Il risultato è un voto che non rappresenta, che porta nelle istituzioni persone che non rappresentano la volontà reale della cittadinanza. Noi dobbiamo cercare di individuare qual è quella persona che nei 5 anni successivi al comune di Mira, al comune di Milano, al comune di Santa Maria di Sala e così via in tutta Italia possa rappresentare la qualità, la competenza e ci si possa avere fiducia per le mani guide. Non so se avete saputo, ma questa mattina, un paio d'ore fa, neanche stamattina, hanno arrestato un candidato sindaco, quindi ma l'hanno arrestato perché faceva parte di un'associazione a delinquere finalizzata a omicidi e a estorsioni. Cioè, voglio dire, bisogna stare attenti. Allora, cioè, la politica, no, perché dice, ma perché hai detto questa cosa? L'ho detto per un motivo molto semplice, perché la politica, non dico nell'immaginario collettivo, ma nella realtà fattuale dovrebbe essere uno strumento, cioè un servizio che una persona mette a disposizione della collettività, le proprie competenze, la propria professionalità, la voglia di servizio, è un servizio, è qualcosa che uno fa per gli altri. Non so se vi siete resi conto, ma uno dei problemi più gravi che ha prodotto il berlusconismo non è il Berlusconi in sé, ma proprio questa idea che la politica possa servire per sistemare gli affari propri. Sempre di più ci sono personaggi che vanno in politica per poter
sistemarsi sul piano giudiziario, sul piano personale, sul piano imprenditoriale, sul piano economico, cioè sul piano degli affari. Addirittura una volta, io me lo ricordo quando ero magistrato, nell'eterna guerra tra guardia e ladri, l'ladro cercava sempre di non farsi prendere e male che andava faceva la capitale, o ultimamente male che va a fare parlamentare, cioè sceglie cioè uno strumento per assicurarsi di impunità o per poter dire è una lotta politica. Poi immaginatevi soltanto la Lega. Ora io ho un enorme rispetto, specie in questi territori, per i tanti militanti ed elettori di questo, perché se l'hanno fatto perché volevano dare un taglio alla politica della Prima Repubblica. Il risultato è che appena si sono seduti sulla poltrona, avete visto che cosa è successo? Guardate che il più grave è quello su cui stanno indagando in queste ore, perché riguarda il personaggio versivo, il personaggio folcloristico sotto questo aspetto. Ma l'idea che possa esserci una tangente legata a Finmeccanica vuol dire che l'apparato dello Stato, le aziende di Stato e la politica della Seconda Repubblica, esattamente né più né meno che quelle della Prima Repubblica, quando facevamo l'indagine sul vino, sull'ENI, sul Tarsale, su ferrovie, ma perché questo è avvenuto? Perché ci si è reso conto nel corso degli anni che delinquere conveniva, per cui si è passato da qualche politico che faceva il delinquente al delinquente che si è messo a fare il politico, come per realizzare meglio la propria attività di delinquente. Ecco, questo è il dramma della situazione. E il dramma del dramma è che una volta ci si vergognava, adesso non ci si vergogna manco più. La vicenda milanese, con tutti quelli che è accaduto, l'hanno fatto relatore su un progetto, su un disegno di legge riguardante l'economia. Certo, se ne intende, ma di chi questa economia? Ecco. Allora, se vi fa comprendere come in questo momento lo scollamento tra la società civile e la società politica effettivamente c'è. Io comprendo quindi il dramma, la preoccupazione di quelli che non sembrano più rappresentati, ma li invito a non farlo per compascio. Qui cito non me stesso, cito la Bindi, persone che io stimo e rispetto. La Bindi ha detto quello l'altro giorno: non facciamo il per compascio, perché ci saranno pure delinquenti, ma c'è tante persone che lo fanno con devozione e ci credono. Certamente devi dire che ci credi. I soldi non li molla lei per il discorso. Quante parole con fatti. I soldi non li molla, dico la Bindi. La Bindi non molla i soldi. No, oggi non spetta a me fare l'avvocato d'ufficio del Partito Democratico, però per onestà intellettuale devo dire che l'Italia dei Valori ha fatto, quando ha visto questa situazione qui, chiedevamo i soldi ai cittadini per far pagare i conti, dovevamo dare un buon esempio di rinunciare noi al finanziamento pubblico e dimezzare i costi, e noi abbiamo fatto una battaglia che stiamo anche prendendo. Però questa mattina il segretario del Partito Democratico Bersani ha proposto un disegno di legge di iniziativa parlamentare con cui ha previsto appunto il dimezzamento di tutte le rate, anche quelle pregresse, per l'onestà intellettuale, devo dirlo. Quindi voglio dire, noi lo facciamo attraverso, l'abbiamo fatto per prima, lo facciamo attraverso anche il legge di iniziativa popolare, ma non possiamo far finta soltanto dicendo che ci vuole più trasparenza, ci vuole, come dici tu giustamente, bisogna mollarlo, e devo dire che anche altri partiti in questo momento ci stanno ripensando, e questo ci vergognisce, perché all'inizio ci hanno detto che noi eravamo demagoghi, adesso tutti vanno a dire che bisogna farlo, quindi eravamo soltanto un po' più prevedibili, perché tu non puoi andare a tirare la corda, che alla fine si spezza. Io ho parlato di rivolta sociale alle porte, da qui va un momento, se non ci si spiccia a trovare una soluzione. Io personalmente sono sempre dell'idea che dobbiamo da subito cambiare la legge elettorale, dobbiamo da subito fare alcuni provvedimenti urgenti, ma costruirla questa alleanza. L'alleanza va costruita ed è un'alleanza riformista sul modello francese, come si è visto proprio per contrastare questo. Tornando a noi e tornando qui, perché non vorrei adesso diciamo così soltanto parlarvi della situazione nazionale, che è drammatica.
è il quotidiano che va affrontato anche qui. Io personalmente sono dell'idea che ai sindaci debba essere data la possibilità, quando sono in bonus, cioè quando hanno le risorse, anche di superare il patto di stabilità, perché voglio dire, il patto di stabilità vuol dire far quadrare i conti con l'Europa facendo la sommatoria di tutte le situazioni dei comuni d'Italia, ma se qui c'è un'amministrazione virtuosa che riesce a guadagnare, a risparmiare qualcosa, io dico che questa amministrazione con i soldi suoi cittadini debba poterci fare quel che ritiene più opportuno farci, assumendosi la responsabilità direttamente ai cittadini e non utilizzare quei soldi per tenere nel mucchio, per mantenere il pareggio di bilancio che lo Stato ha con l'Europa. Quello se ne devono occupare, se ne occupare lo Stato nella sua centralità. Io sono anche dell'idea, rispetto all'ultimo provvedimento, quello del pareggio di bilancio in Costituzione, anche quello io ho delle grosse riserve, perché non v'è dubbio che in ogni famiglia si cerca di mantenere il pareggio di bilancio, anzi si cerca di mettere qualche soldino da parte per quando si sposa la figlia o il figlio o per quando si fa un matrimonio, anche si dice dalle nostre parti anche non metti qualche soldo per fare un buon funerale, anche quello però un buon padre di famiglia, un buon amministratore sa che ci possono essere dei momenti drammatici in cui non puoi mantenere il pareggio di bilancio a livello nazionale se ci sono persone che stanno morendo di fame o se c'è una situazione emergente perché è venuto un terremoto o qualche altro. Il buon padre di famiglia interviene nell'emergenza e nello stesso tempo cerca di recuperare altrove i fondi a disposizione, altrimenti che succede? Che in nome del pareggio di bilancio vive chi riesce a vivere. I conti stanno a posto, ma il paziente è morto. Come dice il medico quando esce dalla sala operatoria: signori miei, parenti miei, per esempio il perfettamente vicino, il paziente è morto. Ecco. Allora noi dobbiamo stare attenti a non lasciarci condizionare dai veri numeri. Ci sono servizi che non possono essere resi solo se ci sono dei soldi. E comunque oggi come oggi, a mio avviso, è il fronte della spesa che in questi 60 anni, quindi come vedi non prendiamo solo Berlusconi, prendiamo tutta la classe politica, in questi 60 anni ha prodotto un tale spreco di risorse che bisogna affrontare alla radice. Oggi, in queste ore, l'unica persona che ho sentito fare una proposta di taglio della spesa è la ministra Severino, che ha proposto il taglio della spesa nell'unico caso e nell'unico settore in cui non bisognerebbe tagliare la spesa, la riduzione della spesa per l'intercettazione telefoniche. Che ci azzecca la spesa per combattere l'illegalità non è uno spreco, è un investimento, perché più combatte l'illegalità più riporto soldi e somme allo Stato. Mani pulite non è stato uno spreco, perché noi non abbiamo fatto soltanto inchieste, abbiamo recuperato anche all'epoca 2000 miliardi, io solo sequestrati e consegnai alle casse generali oltre 2000 miliardi di vecchie lire. Che abbiamo speso per fare Mani pulite, è stato un investimento, non è stata una spesa. Per cui nell'era moderna in cui la criminalità non ha più la coppola e il moschetto, come si chiama, la lupara, io ogni tanto mi sbaglio, il moschetto la lupara, ma il computer, l'internet e la rete, tu devi attrezzarti allo stesso livello per poterla combattere, ma se tu mi togli i fondi e non posso più combattere, ci vado presso l'altro. C'è quindi qualche cosa che non funziona in tutto questo. Allora io credo che in questo momento, al di là l'emergenza, io rispetto il Partito Democratico ha fatto l'emergenza di appoggiare questo governo Monti, ma come sapete ha già detto Bersani in modo forte e chiaro che il progetto politico non può essere fatto insieme a Casini e al FAI, perché è un progetto politico per definizione in antitesi, cioè tu non puoi nell'emergenza puoi trovare un compromesso,
ma un progetto politico di governo con cui ti presenti agli elettori. Non puoi presentarti con un programma che l'uno è l'antitesi dell'altro. L'uno è un programma basato sulla personalizzazione della persona, sull'individualismo, sulla politica fine a se stessa, sulla politica del più forte, è basato soltanto sul risultato, facendolo pagare a chi viene più facile farlo pagare. L'uno è stato il fallimento della democrazia e della legalità. Allora è chiaro che guardando ai 5 anni che verranno dal 2013 in poi fino al 2018 non ci potrà essere un'alleanza ABC, non ci potrà essere perché è contro natura. Egoisticamente parlando, mi viene da dire, magari ci possa, perché vuol dire che il centro-sinistra lo rappresentiamo noi, ma non ci può essere, non ci deve essere per rispetto di tutti gli elettori del centro-sinistra, soprattutto il più quelli che non possono diventare di valore. E devo dire che questo lanciamento in modo forte e chiaro versare del Partito Democratico, in modo forte e chiaro. E allora è bene che da subito cominciamo a costruirla questa alternativa, non nell'ultimo momento soltanto per fine elettorale, perché poi può capitare, come capita a Santa Maria di Sala, che pur avendo un'impostazione, diciamo così, va verso la stessa direzione, non si trova un punto di incontro su alcuni elementi programmatici e su alcuni componenti della squadra di governo. Allora tanto vale da subito cominciare. Ecco perché noi abbiamo rilanciato anche una legge di iniziativa popolare per quanto riguarda la legge elettorale. Sia chiaro, io al di là del merito della legge elettorale, io chiedo e vi invito a sostenere questa nostra tesi. Io chiedo che il cittadino sia messo in condizione di sapere prima qual è la coalizione, cioè quali sono i partiti che si mettono insieme, e di sapere prima qual è la direttrice, chi va a governare. Se si fa attraverso le primarie, tanto guadagniamo, e tanto meglio. O comunque sia di saperlo prima. Ma soprattutto noi chiediamo una cosa, e su questo credo di poter trovare un punto di incontro anche con gli altri partiti che devono far parte di questa coalizione, che partono dalla fondo di base, che insomma i condannati non vengono nemmeno più candidati. Ci sia appunto che per quanto riguarda i corsi elettorali avvenga solo l'elezione avvenuta, solo a parte di presentazione di idonea documentazione previo riscontro della Corte dei Conti e entro un certo limite. Cioè, una cosa è dare 500.000 euro come è stato dato per i referendum, che sono un rimborso, altra cosa è miliardi di euro che servono poi appunto per costruire dei gruppi di potere molto delicati. Noi stiamo raccogliendo queste firme per la legge di finanziamento dei partiti. Ne servono 50.000, ne abbiamo già raccolto 50.000, ma noi vogliamo l'11 maggio, lo depositiamo al Parlamento, vi chiediamo di firmarli perché così appoggiate quella parte di politici e di parlamentari che all'interno del Parlamento si stanno battendo in questo senso. Anche il Partito Democratico, ripeto, ha presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare. Noi lo vogliamo fare di iniziativa popolare portando non 50.000 ma 500.000 di firme, e per questo ci siamo presi fino all'11 maggio che è il giorno che le consegniamo. Quindi una firma non è, anche per chi non vota a questa coalizione, a questa partita, anche per chi ha un'altra idea, qui stiamo parlando di un, diciamo così, di un impegno civile, che ci sembra molto importante. E allora mi avvio alla conclusione di questo mio messaggio. Sono qui a Santa Maria di Sala per presentare una squadra, per rispettare le altre squadre, per proporre però questo impegno verso una persona, Stefano, che da 10 anni sta nel Consiglio Comunale, ha fatto nella sua opposizione, ha indicato un percorso politico di un governo diverso da quello attuale, meno invasivo sul piano della difesa sul piano ambientale, sul piano della difesa del territorio, più attento alle fasce sociali più deboli, più attento alla tutela dell'ambiente. In questo senso noi ci proponiamo con la nostra squadra, che è una squadra, come vedete, in massima parte di persone che si avvicinano alla politica per la prima volta, vedete, alla società civile, e che a differenza del voto di protesta ci mettono una faccia con il voto dell'alternativa. Ci presentiamo in altre realtà con nostri candidati o con candidati
del Partito Democratico, scelti insieme o attraverso le primarie, attraverso un gesto di responsabilità, con un programma condiviso e con un impegno comune, da adesso al 2013, per rilanciare quella foto di massa, vale a dire quel progetto riformista che vede sì che il capitalismo ha portato giù il comunismo, ma che il capitalismo deve servire come strumento per far stare meglio tutti e non soltanto la lobby di potere, non soltanto la lobby finanziaria, e quindi per riaprire i giochi verso una Europa più a misura d'uomo, più a misura di tutti i cittadini che fanno parte, e per realizzare nel nostro paese una, diciamo così, una struttura che rispetti di più la legge, perché rispettare la legge diventa più conveniente per tutti, ci sono più opportunità per tutti, non è una fisica del giustizialista, ma se tutti rispettano la legge pagheremo la metà e forse anche meno di tributi fiscali. Se tutti rispettassero la legge pagheremo forse la metà degli appalti pubblici e avremo i lavori fatti meglio. Insomma, nel rispetto della legalità ci sono pari opportunità per tutti quanti, nella violazione della legalità si torna alla giungla. In questo senso io credo che quella foto di massa, quel modello riformista, quell'impegno civile che abbiamo preso qui nel territorio possa avere un futuro. Grazie. Allora ringrazio tutti per la presenza, chiedo, come ha fatto il Presidente e come fanno tutti i nostri candidati, un impegno per gli ultimi giorni di campagna elettorale. Adesso inviterei i candidati dei diversi comuni a fare la foto col Presidente, un minuto qui sotto per cortesia, perché me l'hanno chiesto.